I detriti ancora incastrati sulla passerella segnano quale livello abbia raggiunto nella notte il Meschio in centro a Cordignano. Poco prima delle 4 è scattato l'allarme esondazione su due fronti, quello della piazza principale e quello degli altri borghi verso valle, allagati dalla deviazione che il fiume si è creato su questa strada, abbattendo questa sponda, costruita più per evitare che qualcuno cade in acqua che per le esondazioni del Meschio. Meno di mezz'ora e qui è diventato un lago enorme di fango, detriti e oggetti che galleggiavano fuori e dentro le case e i negozi. Da che ora sta spalando il fango? Guardi, non so di preciso che ora, ma mi sono svegliato alle 3:30, alle 4, che ho sentito l'acqua e mi sono affacciato alla finestra perché sentivo questo rumore come di pioggia, ma molto forte, ma molto strano. Ho detto, ma oddio quanto piove. Apro la finestra, vedo le macchine che galleggiano sul piazzale. E giù io in casa ho più di 1 metro di acqua. Appena sceso il livello è iniziata subito l'opera di recupero e pulizia. Con le mani e i piedi nel fango è iniziata la corsa di solidarietà alle famiglie colpite. C'è chi ha messo a disposizione il trattore, chi le botti per lavare il fango, i più si presentavano per dare una mano a recuperare il recuperabile. Arriva anche la protezione civile non solo dai comuni vicini, ma dal Basso Veneto e dall'Emiliano Occhiobello. Il nostro locale? Sì. L'osteria via Roma. Qua c'è la protezione civile che sono bravissimi. Qua il disastro, guarda il disastro, il macello. Oh madonna. Qua la finestra dove è stato buttato giù dentro. Per riuscire ad entrare? Non si deve entrare perché sennò l'acqua arrivava fino là. Ho trovato 1 metro di acqua in negozio. Fin dove? Fin qua. Eccolo qua il segno. Eccolo qua il segno. Fin qua. Ecco. E dentro com'era? E dentro io devo fare le pulizie adesso. Ho tutti i motori sotto acqua. Sì, ma è già un pezzo che puliamo ormai qua, tutto il fango. Vabbè, immagino dalle 4 di stamattina. Appunto. E io ho rimesso anche il furgone perché mi hanno dato un bancale sotto la coppa dell'olio, ma soprattutto anche quello. Quello che colpisce è la forza d'animo di queste persone. Lei non sente freddo oggi, E oggi purtroppo no. Guarda quello che c'è la macchina. Sì. La macchina, faccio conto, quel bancale con quella merce lì viene da dietro al negozio, per cui ha fatto tutto il giro del piazzale e avrà fatto 300 metri di galleggiamento.